Ciao Vito. Buonasera. Allora Vito, tu ti sei presentato praticamente come corteggiatore di Lorena? Sì. La tronista ufficiale dei mascoli e femmine? Siccome mi hanno detto che è così bella, magari vorrei questo piacere per vederla, per Ho capito. corteggiarla. Tu praticamente non l'hai ancora vista Lorena? No, siccome che Davvero? Sì, non l'ho vista. Cioè ti sei fidato praticamente sulla parola che ti hanno detto gli amici? Siccome so che è così bella, sarei curioso di vederla comunque sta ragazza. Ah, Cioè, so che è di estreme bellezze comunque. certo. Ascoltami Vito, noi praticamente abbiamo avuto una... Come si dice, nel piacere non c'è prezzo. Certo. È giusto. Noi abbiamo avuto praticamente una certa quantità di... Però come capisco non quadravano a lei, vero? Eh? Non quadravano a lei. No, Lorena diciamo ne ha scelto qualcuno, però ancora ci deve essere la selezione dei corteggiatori, Sì, tipo quelli uomini e definitivi. donne, tipo- Esattamente, tipo uomini una e specie di donne. uomini. Difatti la rubrica si chiama Mascoli e Femmini No, mascoli. e la tronista deve scegliere praticamente i corteggiatori. Ora Lorena, che in questo momento ti sta guardando, vuole sapere che cosa sei disposto tu a fare per, diciamo, per sceglierti. Cioè, mi piacerebbe conoscerla comunque. Mi sacrificherei un pochettino la vita. Ti dico la Sì. verità. Per le bellezze non c'è prezzo. comunque. Allora io adesso ti farò fare un videomessaggio, che questo videomessaggio praticamente guarderà Lorena, dove tu dichiarerai a Lorena che sarai disposto a fare quello che tu vorrai fare, ok? Allora sei in collegamento con Lorena e Lorena in questo momento ti sta guardando, di quello che sei disposto a fare per Lorena, per essere scelto. Lorena, io come si suol dire, per conoscerti, cosa ti devo dire? Non ho idee per la mente, diciamo. Mi sacrificherei la vita comunque. In che senso? In che senso? Farei delle pazzie comunque particolari per conoscerla, sta bella ragazza. Tipo, definisci pazzia. Tipo, me ne scapperei pure di casa con lei. Ah sì? Sì, sicuramente. E poi? E poi non la lascerei Qualcosa di intrigante, qualcosa di spettacolare, qualcosa che non potrebbe fare nessuno, cosa faresti? qualche piccola fuitina. Fuitina. La fuitina, qualche cosa di particolare comunque, perché le Tipo? cose, quando uno è così bella Guarda che se Lorena ti sceglie lo devi fare, gli salterei addosso magari, eh? gli salterei addosso. Vabbè, ma questo è normale, quasi tutti li saltano addosso. Più di questo che devo fare? Una pazzia particolare per tu praticamente essere scelto da Lorena, per Lorena convincersi a dire sì, è scelto. Bellissimo. Depilo magari, Ti depili? Sì, mi faccio la depilazione, dietro Cioè e davanti. praticamente ti tagli tutti i peli del corpo, Sì, sì, compresi pure quelli della testa, tutto. solo quelli del petto. Dietro, Incredibile. Davanti e dietro. Cioè tu saresti disposto per Lorena a depilarti tutto completamente? Sì. Barba compresa, Sì, tutto, schiena, gambe, tutto, piedi, tutto, braccia, mani, tutto. anche quelli del sedere. Sì, Sì, pure, cioè completamente nudo, sì. completamente, senza peli, completamente. Sì. Lorena è davvero deciso. Ora aspetta a te decidere se tu lo scegli oppure no. Ok? Ti ho presentato un altro tuo corteggiatore, questo era Vito, 26 anni, da Marsala. Ciao da Alberto e ciao anche da Vita. Scegli.